Benvenuti a questa edizione straordinaria del telegiornale di Fishbar Channel. Quelle che potete vedere ora sono le immagini di un nubifragio che ha coinvolto oggi, giorno 7 luglio 2014, la città di Padova. Per 20 minuti abbondanti le piogge hanno coinvolto, oltre appunto, ma molto pesantemente Padova soprattutto, ma anche le zone circostanti, come Piave di Sacco e Serrazzano e tutti i comuni uniti. Qui nelle immagini siamo a Brusegana, dove è stata coinvolta appunto da un'inondazione che ha bloccato Via dei Colli insieme a degli alberi caduti. Per le immagini che ci vengono inviate, ci hanno inviato appunto da pochi i nostri corrispondenti. Mentre qui siamo a Tencherola, dove nel parco pubblico, oltre ad essere caduta dell'acqua, caduti degli alberi, come sulle piste ciclabili e sugli argini. Bene, ma possiamo tornare in diretta. Appunto, queste sono le immagini che ci ha appena inviato la nostra regia mobile su bici di Brusegana. Adesso le vediamo e le commentiamo un po' assieme. Come possiamo vedere, dopo questo dosso che è rialzato, quindi blocca, parte un'inondazione che è abbastanza pesante e i tombini qui non hanno scaricato per un'abbondante ora e mezza. Tuttora la situazione è abbastanza critica e non sono ancora intervenuti forze di polizia. Anche nel resto del comune comunque si registrano molte cadute di alberi e inondazioni simili, e tutto ciò comunque è stato provocato in 20 minuti da una bufera abbastanza potente. Possiamo vedere appunto le strade tutte allagate, anche la pista ciclabile che nonostante tutto è rialzata è stata allagata. Qua siamo sempre su Via dei Colli, appunto. Stiamo appunto vedendo le immagini. Questa è davanti all'ex scuola Leonardo da Vinci. E possiamo notare appunto che molti esercizi commerciali lungo la strada sono stati coinvolti anche dall'acqua. Qualcuno è entrata l'acqua dentro. E vediamo appunto quantità di acqua ingente che anche la nostra bici non è molto facilitata nel passare. Questa comunque ricordo che dovrebbe essere rialzata come pista ciclabile. Mentre adesso a destra vediamo anche dei cartelli abbattuti dalla forza del vento, che comunque appunto secondo il centro meteo di Teolo ha sfiorato i 108 km/h. Vediamo che sono molte persone che fanno l'acquaplaning. Sì, vediamo appunto l'allagamento fino a più o meno il ponte di Brusegana, dove appunto finisce. Altre zone allagate di Brusegana sono state quelle vicino alla scuola agraria Duca degli Abruzzi. Si dovrebbe girare, vediamo se si gira. Ok, perfetto. Ci fa vedere anche l'albero che è caduto qua, che ha ostruito per un'abbondante mezz'ora la strada prima che venisse spostato da... Ecco qua. Qui sulla sinistra appunto possiamo vedere l'albero che è stato messo lungo la strada. Nonostante tutto non sono ancora appunto arrivati i
gli addetti appunto a spostarlo o a tagliarlo, ma ovviamente la situazione è un po' critica in tutta la città, quindi nelle prossime ore si pensa che arriveranno. Come possiamo vedere, prima ve l'avevamo già fatto vedere 30 minuti fa, qui appunto è già più scura, appunto verso sera sono le 9 più o meno quando vengono girate queste immagini. Ebbene, abbiamo visto un po' com'è la situazione prevalentemente in questa zona, ma ovviamente, come abbiamo già detto più volte, non è solo qui, la situazione grave non è solo qui che è stato colpito. Penso che con le immagini possiamo comunque fermarci qui. Io vi ringrazio per aver assistito a questa edizione speciale montata molto velocemente appunto per questo nubifragio che ci ha colpito a Padova verso le 19:30 più o meno. Io vi lascio e vi ricordo appunto i prossimi appuntamenti di Swish Bar Channel domani e giovedì con le news. Quindi vi lascio con le immagini e vi saluto intanto. Arrivederci.